Un fenomeno sicuramente importante per Agrigento città turistica, questa indagine che state facendo su input del vertice del Ministero sui controlli dei B&B. Ecco, era da tempo che molti se lo auspicavano, finalmente sono arrivati. Come si svolge l'attività? Quali sono stati i risultati? Sì, su impulso del nostro Dipartimento, ma fortemente voluta dal signor Questore Maurizio Remma. È un'attività che si svolge ormai quotidianamente. Abbiamo scovato quasi 25 B&B, di cui tra questi 25 ci sono alcuni che non comunicavano fondamentalmente i nominativi all'autorità locale di pubblica sicurezza e purtroppo, ahimè, abbiamo scovato dei B&B, delle strutture ricettive che sono completamente sconosciute allo Stato, quindi alla Questura, al libero consorzio della provincia e al Comune di Agrigento. Ecco, è un'attività che vi dicevo viene svolta quotidianamente, noi facciamo dei riscontri incrociati in tal senso. Ci convochiamo le persone e in pratica il nostro compito come autorità locale di pubblica sicurezza è quella di denunciare i titolari, i proprietari delle strutture ricettive in base all'articolo 109 del TULPS, del Testo Unico alla Legge di Pubblica Sicurezza, che prevede un'ammenda da 0 a 206 euro. È chiaro, e ci tengo a puntualizzarvelo, che se io scovo un B&B totalmente abusivo in Agrigento, ma anche nella provincia, perché ci stiamo estendendo anche in tutta la provincia, scaturiscono ulteriori indagini di natura amministrativa e tributaria. Quindi nello specifico capite bene che c'è una bella cabina di regia dell'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico di Agrigento che coinvolge diversi uffici e mi permetto un particolare ringraziamento al signor Sindaco, al settore attività produttive, al dirigente del settore attività produttive del Comune di Agrigento e del libero consorzio della provincia di Agrigento che ci collabora giornalmente su queste indagini, dandoci delle risposte tempestive. Grazie a queste risposte noi riusciamo a segnalare all'autorità giudiziaria tutto il materiale che serve ai fini del procedimento penale. La nostra volontà è quella che il procedimento penale si concluda nel più breve tempo possibile, quindi il compito nostro è quello di dare al pubblico ministero tutto il materiale possibile affinché questo procedimento penale si concluda nel più breve tempo possibile. Qualche numero cortesemente sugli accertamenti, sui controlli adesso fatti? Si immagini che noi, le dicevo, siamo sui 25 B&B accertati. Ora che cosa succede? Giornalmente noi svolgiamo ulteriori accertamenti che sono con appostamenti, vigilanza sui B&B che riscontriamo in rete e dopo aver fatto questi accertamenti convochiamo le persone, quindi si immagini che nella realtà dei fatti riusciamo almeno, e dico almeno, a denunciare una struttura ricettiva al giorno. Quindi si immagini cosa c'è stato da settembre ad oggi, perché in pratica la direttiva è arrivata, ci siamo adeguati, abbiamo fatto una riunione per capire come riuscire a dare il materiale giusto all'autorità giudiziaria e poi siamo partiti. Quindi da qui in poi immaginate, ma riusciamo anche nei giorni di denunciarne anche 2 o 3. La cosa che mi lascia basito e non riesco a comprendere è che diversi B&B sono dei bei B&B, le strutture ricettive sono particolarmente accoglienti, quindi non riesco a capire la mentalità di creare una struttura così bella, così accogliente, con dei commenti sul sito www.booking.com o Airbnb, dei commenti fantastici, però non essere in regola con i dettami previsti dalla legge. Questa è una mentalità che dobbiamo subito cassare, far capire che c'è una normativa da rispettare. Una volta rispettata questa normativa tutto va bene.